Ciao amici e benvenuti all'87esimo episodio della nostra partita italiana. Il volume dovrebbe essere ben regolato questa volta e stavamo ricostruendo le nostre legioni dopo questa lunga e faticosa guerra, ma ci trovavamo anche a fronteggiare una strana e inaspettata e rottura con la Francia. Perciò, però qua pare che possiamo anche chiedere di nuovo l'alleanza, oppure potremmo anche scomunicarli. Abbiamo, come dire, possibilità molto vaste al momento. Però io pensavo che in questo momento in cui ci stiamo riprendendo ancora e in cui abbiamo comunque molti nemici da fronteggiare, ci è ancora conveniente mantenere un'alleanza con la Francia che è anche molto più avanzata tecnologicamente. Perciò io tenterei. Chissà perché ce l'hanno così tanto con me, c'è solo un minimo di border friction. Io direi di riprovare subito a stringere l'alleanza, sperando bene. E poi volevo anche correggere i nomi di alcune legioni, perché allora qui Africa era diciamo un aggettivo latineggiante, però africana che va altrettanto bene, magari è più chiaro. E poi qui avevo fatto una legione venetica, ma venetica è un termine moderno, è meglio dire veneta comunque. Venetica indica la Venezia antica, no? Ma è un termine di derivazione moderna, penso che Veneta stia meglio, quindi dovremmo riformare l'armata italica, la legione italica, che la nominiamo già ora. Va bene, dovrebbe essere tutto a posto adesso. Qui abbiamo comunque un sacco di armate sparse per il mondo. Che dovremmo anche rinominare, ma lo faremo più avanti, insomma. E stavo pensando, no, non c'è un'altra legione italica, quindi dov'è finita l'artiglieria? È stata persa. Qui c'è artiglieria. Non abbiamo truppe in territorio straniero, no. A quanto pare le nostre armate. Qui potremmo anche procedere a unificarle. Tutte queste armate in realtà adesso non sono più di grandissima utilità per le colonie, quindi è meglio unificarle in una sola armata, che potrebbe essere quella che poi. Wow, qui hanno fortezze pazzesche. Abbiamo fatto un centro di reclutamento, per fortuna. Esattamente. Quindi anche qui reclutiamo. Vediamo qual è il nostro limite. Siamo ben al di sotto del limite, quindi possiamo reclutare. Allora, in queste due province. Ah, è giusto, abbiamo già finito la manodopera. Ok. Ehm... Vabbè, ristabbiliamo l'alleanza sperando che tutto vada bene. Abbiamo una grande fiducia l'uno nell'altro. Però non si capisce perché sono diventati subito ostili dopo la nostra conquista di Cuneo. Abbiamo allargato un po' il confine con la Francia. Non abbiamo ceduto niente alla Francia. Ci sono rimasti male, insomma. Qui l'Austria sta rompendo davvero con le sue brame di conquista. Anche se a me non è che dispiace troppo se insomma se l'Olanda viene leggermente ridimensionata. Allora, vediamo un po' di cominciare. Che succede? Allora, l'alleanza accettato. La Francia ha accettato l'alleanza. Stiamo anche. Ma io direi che tutte le armate potremmo anche non vederle al momento perché sono un po' troppe. La nostra integrazione è molto lenta purtroppo perché è oltremare. Se diventassimo imperatori guadagneremmo quella reputazione diplomatica, se non sbaglio.
Allora, che si guadagna dall'integrità imperiale, se non ricordo male, perché poi per il resto... La Boemia non è mai riuscita a fare un cavolo come imperatore, dovremmo arrivare noi. Dov'è? Aspettate, eh. Dovrebbe essere qui integrità imperiale. Eccola. Dovrebbe dare... No, non dà... non dà reputazione diplomatica. Qui non dà neanche qui reputazione diplomatica. No. Da tante cose ma non reputazione diplomatica l'impero, quindi. Forse c'è qualche decisione che poi dà... sì. Però... non è... ce n'è uno che dà anche riduzione al costo di creazione dei core. Come se non fosse già abbastanza basso. Poi ne perdiamo, a quanto pare, di reputazione diplomatica. Però non arriveremo fino a lì, ci accontenteremo alle prime cose. Quindi siamo già al massimo di reputazione diplomatica. Io ricordo che c'era un modo che volevamo ancora aumentarla, sta reputazione diplomatica. Non c'è modo, eh? Qui ce n'è uno. Ma questo non lo avremo mai. Questo? Idee innovative. Ci vorrà anche... non credo che lo faremo. Questo invece sembra molto interessante. Commercio navali. Buonanotte. Commercio, questo lo potremmo fare prima o poi. Questo non l'avevamo voluto fare. Questo sarebbe buono. Ah, questo possiamo farlo tra un po'. Sì, comunque, navali innovativi. Non riusciremo mai a fare la maggior parte di queste decisioni. Questo, cavoli, andrebbe benissimo. Naval Convoy System. Però ci vuole un leader. Il nostro successore? No, non ha capacità militari. Il sistema dei convogli navali sarebbe cos'è? Allora, questo fa schifo. Allora, recruiting. Qui servirebbe anche le difensive, quindi assolutamente inutile. Questo mi piaceva, ma non riusciva. Vabbè, non c'è granché che possiamo fare. Ah, abbiamo l'obiettivo che stiamo completando, giusto? Sì. Buono. Vabbè, andiamo avanti. Potremmo fare anche degli edifici, forse. Manifatture. In Italia potremmo fare un sacco di manifatture, perché no? Questi però sono punti preziosi. Io preferivo, ecco, fare manifatture che consumano punti diplomatici. Assolutamente. Tipo questa. Va benissimo. Ma facciamola ovunque a sto punto, non so. Dove si può fare la facciamo, c'è anche Nizza, ma... Potremmo anche prendere delle idee. Ecco questo, wow, benissimo. E poi arriverà l'ultima. Possiamo quindi aumentare il limite di forze adesso. No! Maledetta Francia. Cioè, ti stai davvero prendendo gioco di noi, eh? Quante volte vuoi rompere l'alleanza? La vuole ma non la vuole sta alleanza, vabbè. Iniziamo allora a migliorare un po' di relazioni perché... Vediamo se cambia idea. Ce l'hanno tutti con noi in questo momento. Vabbè. Comunque riguadagniamo solo 2000 uomini al mese. Però non sono pochissimi, ecco. Ci manca tutta l'artiglieria.
Abbiamo invece... Volevo aggiungere un po' di reggimenti anche di cavalleria, poi magari possiamo fare una ulteriore legione a sto punto, avendo aumentato il 25% grazie a questa idea offensiva il nostro limite. No, abbiamo finito l'entusiasmo qua che avevamo. Allora, beh, diamogli anche la garanzia, che cosa dobbiamo fare? La nostra super flotta. Qui hanno... No. Sioux e Pony hanno fatto... Ah, vabbè, si sono allargati. Allora, com'è la nostra... Oh no, siamo a 0 di War Exhaustion. Però io direi, ecco, stiamo aspettando appunto settembre. Possiamo scegliere il nostro futuro nemico. Però la Francia mi sta facendo penare. Eccola qui la cosa che mi interessava. Qui potremmo scatenare una crociata non appena avremo finito. Sarà finita la tregua. E hanno fatto fuori il nostro protettorato, che non c'è niente di cui io sia più felice. Questi non sono protettorato di nessuno. Io spero che non facciano follie i nostri stati coloniali. Allora, vediamo un po' le nostre pretese dove vanno. Io direi che una buona idea potrebbe essere in questo momento conquistare sta zona. Qui stavamo appunto reclutando. Quella zona è buona perché non ci causerebbe troppe sofferenze come sovraestensione. Sono alleati dei Mamelucchi. Interessante. Molto interessante. Con chi sono in guerra i Mamelucchi adesso? Con Tripoli. Se fossimo fortunati potremmo addirittura pensare di vassalizzare i Mamelucchi e prenderci le province di cui abbiamo bisogno. Perché che razza di pretese abbiamo? Ci sarebbero anche gli ottomani naturalmente, però gli ottomani sarebbe una guerra un po' più difficile, non difficilissima, però un po' più difficile di sicuro. Abbiamo ancora mercenari noi nel nostro esercito? No. Ottimo. Difensori della fede non vogliamo diventarlo. Il Brandeburgo di nuovo successione disputata. Non di nuovo in realtà. Abbiamo fatto apposta il matrimonio reale. Guardate, anche il Brandeburgo adesso appartiene alla casata Gonzaga, come l'Ansa e noi naturalmente. Quindi è stata anche questa una buona mossa. Vediamo la Bavaria. Questo ha 48 anni. Hanno parecchi matrimoni reali, quindi potrebbero avere un erede. Noi non potremmo, credo, avere... No, siamo già oltre il limite di relazioni. Esatto. Beh, quindi per il momento ci tratteniamo, però poteva essere una buona idea. Allora, oltre a queste, Costantinopoli abbiamo capito dov'è le nostre pretese, ecco. Abbiamo le pretese su Genova. Genova. Chi si schiererebbe al tuo fianco? Commonwealth, Austria e Svizzera. Un po' troppi in questo momento. Vogliamo una guerra leggera per riprenderci dalla perdita di manodopera. E poi abbiamo pretese sempre sugli ottomani. Volevo vedere quando scadono queste pretese. 42. Abbiamo un pochino di tempo, ma 47, qui ne abbiamo di più. Ok. E poi cosa c'è? Quelle sull'Inghilterra ci sono. E poi ci sono quelle in Africa. Io direi di partire da quelle in Africa, a meno che ce ne sia qualcuna che scade. 43, 41, questa dovrebbe essere la... No, 41, la prima che scade. Abbiamo ancora un po' di tempo. Allora, ci teniamo pronti a dichiarare guerra agli africani. Dobbiamo impiegare il nostro
Diplomatico. Chi ci odia? L'Austria. Vabbè, Austria, stai tranquilla, non c'è motivo di attrito tra noi. Ah, qui abbiamo anche una colonia. Ecco qua, questa, benissimo. Intanto Danimarca è stata annessa. Qui, vabbè, ormai è solo una questione di poco conto. Allora, io direi che possiamo quindi magari richiamare... Mio Dio, dove sono i nostri coloni? Siamo un po'... Stanno andando un po' lontano. E uno è qua. E qui non è il caso di richiamarlo, dato che siamo a buon punto. Sì, ne stiamo facendo... siamo un po'... Dobbiamo trovare altri coloni. Qui non abbiamo al momento tregue. Quindi potremmo iniziare a prendere Bisanzio, eh? Sassonia, Svezia, vabbè, non ci importa. Appena scatterà il momento... Abenaki è entrato in una coalizione. Perché, maledetti? Proprio spietati. La Boemia che cacchio ci vuole chiedere, Cuneo? Mamma mia. No, adesso scateniamo l'inferno. No? Scateniamo la guerra. Non vogliamo cedere a queste pressioni per nulla al mondo. Ecco, abbiamo anche proprio poco prima di guadagnare il core ci hanno dichiarato guerra, sti disgrazi. Cioè, ci hanno fatto la richiesta. Ma adesso scoppiamo, scateniamo che scoppiamo. Anche noi un'altra guerra. Bisanzio ha un livello tecnologico strepitoso. Qui non cambia niente, credo, è solo un po' il prestigio. Vabbè, giusto? Sì. Andiamo allora. Però la Francia vorrebbe fare sta alleanza ancora. Vediamo se possiamo portarla dal nostro lato. Vediamo. Dobbiamo rispondere come entro il 5 ottobre, aspetta. Non posso fare molto. Forse ho fatto una sciocchezza. Va bene qui. No! Allora, qui se non... Aspetta, vediamo un attimo se questo mi fa guadagnare un po' di giorni. Però non cambia molto. Non è gravissimo, però avrei preferito evitare. Ok, abbiamo guadagnato tempo, per così dire. Dichiariamo guerra a Bisanzio, allora. Vediamo se la Francia... No, la Francia non vuole comunque aiutarci. Allora. Pallavicini, vai qua. Però... no, va bene. Pallavicini. Vediamo. Avrai poche speranze di salvarti tu. Cos'è la... Abbiamo... Sì. Ormai siamo già verso la vittoria qua. Io direi pure di mandar via tutti questi per non perdere manodopera. Allora, Monastir sarà presto nelle nostre mani. Qui siamo pronti. Andiamo, perché scateneremo presto anche una seconda guerra. Vediamo di migliorare un mesetto anche con loro, poveretti.
Poveretti, un corneo, volevo distruggerli nella guerra, ma non è stato possibile. Ok, qui abbiamo... Pare... Vabbè, abbiamo fatto una scoperta, ma... Vediamo un po' cosa succederà a questa provincia. No, e cos'è che stavo dicendo? Non lo so. Allora, abbiamo richiamato questo, dichiariamo guerra. Vai. Ecco, ecco, vediamo cosa è successo. Non dovrebbe essere successo nulla perché siamo in guerra e in guerra questo evento non può succedere. Sì. Ha molto senso tutto ciò. Allora, Mamelucchi. Ah, c'è anche il Mali che è difensore alla fede. Che ci importa il Mali? Non si sa. Io direi che può andare bene questo, come casus belli. Tanto il Mali interviene comunque. Il Mali, Purtroppo non abbiamo pretese sul Mali, però non sarebbe stato male. Sembra un gioco di parole. Allora, cosa producono? Producono un persino oro. No, ci vorrà un momento in cui pretenderemo questi territori. Però io direi di scappare un po'. Non so bene dove. Forse... non lo so. Però meglio non starcene troppo vicini a questi Mali, non so come si chiamano, i Mali si chiameranno così. Pallavicini ci aiuterà. Allora, magari riduciamo un attimino. Mali ha onorato l'alleanza. I Mamelucchi pare di no. Infatti. Accidenti, non volete farvi vassallizzare da me? Vabbè. Sono cose che capitano. Eccoli qua. L'armata del Mali distrutta in 5 giorni. No. Sì, più o meno. Ecco. Partiamo bene, ragazzi. Allora, vediamo un po' di... Qui non abbiamo artiglieria, ahimè. Potremmo reclutarne un po'. Non fa male un po' di artiglieria. Dovremmo iniziare a reclutarne anche in questi luoghi. Allora. Qui ce ne vuole 8 per questa, più 2 per questa. Quindi 10. Siamo a 4. E abbiamo finito la manodopera, ce ne mancano 2. Allora. Qui procede tutto bene. Abbiamo finito l'obiettivo e abbiamo il casus belli. Presenza in India e migliorare le relazioni con Genova fino a 100. Sarà un po' difficile. Un po' sì. Non troppo in realtà. Cosa ci darebbe questo? 3 di prestigio, ho letto bene. Ma vabbè, lasciamo perdere. Vediamo come va l'assedio questo mese. Meglio però anche proseguire nella considerazione. Qua, allora. Mozambico sono ancora 3000. Non è facile assediare tutto. Vabbè dai, iniziamo da qui. Monastero abbiamo già vinto. Ottimo. Bizantini, è stata una breve parentesi, devo dire. Non siete durati molto. Allora, noi dov'è che andiamo qua? Vai Pallavicini. E qui
chiederemo l'annessione subito. Allora, qui invece vediamo il Mali cosa combina. Hai delle armate Mali? Pare di no. Noi ce ne fregheremo abbastanza di quello che combina il Mali. Purtroppo queste missioni non è che ci siano particolarmente utili. Ok. Qui è da 2000, quindi vediamo di... no, ecco, di procedere. Qui sono da 3000 invece. No, questo è da 2000. Quindi potremmo far così. E dovrebbe andare tutto bene. Iniziamo con questi 3 assedi. Buono. E... sì, dovremmo riempire di nuovo il tutto. Allora, qui finisce l'anno. Ah, qui siamo 4000 però. Non è esattamente necessario. Magari portiamoli qua. Ecco qui i Mali che ci attaccano, non sono pochissimi. Tornate il diplomatico, vabbè. Io direi che sono molti. Magari ci mandiamo la legione africana. Niente meglio di loro potrebbe insomma provvedere contro i Mali. A questo punto chiudiamo l'episodio con l'annessione di Bisanzio. Nessuno se... a nessuno importa tutto questo. Allora, vediamo chi abbiamo come... Portogallo. Ma... non saprei se ma sì, manteniamo tutto così com'è. Non ci importa molto di fare, di risparmiare qualche punto, non credo che... Ah! No, ok, non... perché per un momento mi è sembrato curiosa sta cosa. Potremmo forzare la religione e... no. Beh, è un errore. Per curiosità potremmo vedere se funziona, ma loro che religione hanno? Cioè, la provincia è rimasta ortodossa, sì. Wow, strano che non l'avessero convertita. Vabbè, nella partita con Bisanzio hanno già convertito tutto in 5 giorni e qui invece siamo al 1600. E gli ottomani non hanno convertito un bel niente. Avevano soldi, no? Io direi facciamo così. Vediamo cosa succede, dai. Un po' solo per curiosità. Non ci conviene farlo perché avremo comunque i missionari. Anzi, facciamo così, salviamo. È una buona idea. In caso succedano cose stranissime, io... dov'è? 30. In caso succedano cose stranissime, non potrei... cioè, potremmo appunto ricaricare. Vediamo un po'. Sono curioso di vedere se davvero funziona sto bug. Allora, l'abbiamo annessa e l'abbiamo convertita insieme. Quindi è convertita? Sì. Avete capito? Abbiamo convertito una provincia senza teoricamente poterlo fare. Almeno, eh. Ci si impiegherà ancora poco, naturalmente, grazie alle nostre super idee. Mandiamo la legione Lacedemonia a svolgere il lavoro. Sì.
Quasi sicuramente non era una cosa voluta, anche perché se ritornavo indietro non me lo lasciava fare. Non ho ben capito invece come sia stato possibile, però è così. Si può convertire. Forse era anche in ragione del casus belli che avevamo, però è stato insomma è un bug con ogni probabilità. Vabbè, abbiamo fatto anche le ultime armate di artiglieria e allora ci vediamo alla prossima. Ciao!